allora, il professor Daniele Caviglia, che è un accademico, ma è anche professore ordinario di elettronica presso la nostra Università di Genova. Esattamente del Dipartimento del DITE, un nome lunghissimo, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. È anche coordinatore del corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica che, se non sbaglio, sta passando all'inglese, quindi con tutte le problematiche che ne possono derivare. Allora, diciamo che si è sempre interessato nella sua ricerca nell'ambito dell'ingegneria elettronica, per esempio lavorando anche alla realizzazione microelettronica di reti neurali artificiali, e da questo punto di vista è stato responsabile nazionale di un progetto europeo che si chiama Neuronet, rete di eccellenza delle reti neurali del programma ESPRIT, che è appunto un programma europeo. Quali sono attualmente i suoi diciamo, interessi di ricerca? Vedrete infatti anche dalla presentazione che ci farà, sono rivolti alla progettazione di circuiti elettronici per il monitoraggio ambientale, il recupero di energia dell'ambiente e per la sicurezza di persone e cose. E in questo ambito ha partecipato alla creazione di 2 spin-off, uno è Artis e l'altro è Inspire. E oggi di cosa ci parlerà? Di un fenomeno, diciamo, purtroppo ben noto alla città di Genova e non solo. Infatti il titolo della conferenza è Impiego opportunistico dei collegamenti radio a microonde per il monitoraggio delle precipitazioni e la mitigazione del rischio alluvionale. Il fenomeno, come ben sappiamo, delle inondazioni improvvise dovute a nubifragi molto intensi e localizzati, l'abbiamo visto diverse volte cosa succede nella nostra regione, e quindi per la migliore gestione dell'emergenza, accanto a ciò che è già presente, che sono sicuramente le reti osservative consolidate, basate sulla raccolta dei dati, pluviometri e quant'altro, e radar meteorologici, però c'è una nuova tecnologia, quella di cui ci parlerà oggi, che deriva in modo opportunistico da quelle delle comunicazioni satellitari a microonde per la diffusione dei canali televisivi. E questo ci permette un'analisi rapida ed efficiente del rischio idrogeologico. Io ho parlato fin troppo, quindi lascio la parola al professor Caviglia e lo ascoltiamo con molta attenzione e con molto interesse. Grazie, grazie. Sì, grazie Adriana. Benissimo, avvicino qua un po', così, perfetto. Bene, questo è già stato detto, quindi vado avanti. Questa qui è una velocissima carrellata di che cosa vi racconterò. Gli inizi, come mai io che sono un ingegnere elettronico ho cominciato ad occuparmi di pioggia. Vi racconto l'idea alla base di questa attività, di questa, come dire, di questo scenario scientifico applicativo che si è aperto, lo sviluppo, i risultati e le prospettive applicative. Allora, tutto è nato in realtà dall'alluvione del Ferreggiano del novembre 2011. Assistetti a una presentazione di una collega del Dipartimento di Ingegneria Civile, un'idraulica, che ci ha raccontato diciamo tecnicamente cosa è successo. Adesso cercherò di rivederlo in maniera semplice, proprio perché io non sono un ingegnere idraulico né un meteorologo, quindi condivido informazioni che abbiamo sentito, che abbiamo anche vissuto in parte, diciamo tutti quanti, e alla termine di quella presentazione mi chiese: ma non è che voi ingegneri elettronici vi inventate qualcosa per supplire al problema che adesso vi racconterò? E questa è stata, come dire, l'incipit, l'ignition point di questa attività. Allora, c'è un bel documento dell'ARPAL, non vado a leggere queste righe, che descrive bene che cosa è successo. I dati salienti sono che il bacino del Ferreggiano è un bacino molto piccolo, circa 4,5 km quadrati, ha una pendenza media del 10%, perché si svolge tra una quota di 550 metri circa e arriva a fondovalle in 5 chilometri, quindi ha un tempo di corrivazione dell'ordine della decina di minuti, 10-15 minuti,
cioè il tempo che ci impiega una goccia d'acqua che cade in cima al bacino ad arrivare in fondo, e quindi è velocissimo. È particolarmente, diciamo, pericoloso come tantissimi nostri bacini in caso di nubifragio intenso. Qui c'è uno zoom preso da una composizione tra Google Maps e delle tracce dell'ARPAL, dove vengono evidenziati i bacini circostanti il centro di Genova. Il bacino del Ferreggiano, se riesco ad andare sulla successiva, eccolo, è quello segnato in rosso. Quindi vedete qua siamo a circa 550 metri, qui siamo a poche decine di metri sul livello del mare, la distanza tra questi due punti è 5 chilometri. Notiamo per esempio che il bacino è confinante col bacino dello Sturla. Quindi uno si può chiedere, ma come mai è esondato il Ferreggiano mentre lo Sturla ha avuto problemi inferiori? Perché? Perché la concentrazione di pioggia è, diciamo, localizzata, e quindi se piove molto intensamente in una zona relativamente piccola, le zone circostanti sono interessate meno, e diciamo questo è un punto fondamentale di questa attività di ricerca. Qui vedete, questo qui è l'asta del Bisagno, per esempio. Questa è da quel documento, una ricostruzione delle mappe di pioggia. I colori indicano l'intensità di pioggia. Qui ci sono i millimetri ora corrispondenti. Vedete che la zona di Genova è particolarmente rossa, quindi molto intensa la pioggia qua. Però vi faccio notare anche la definizione spaziale, che è scarsa, perché diciamo le variazioni spaziali di questa carta sono dell'ordine dei chilometri, se non decine di chilometri, non corrispondenti quindi alla definizione invece a livello del territorio. Questa, sempre dal medesimo documento, è un andamento, quello in rosso della pioggia e quello in blu del livello del Bisagno, che è l'unico idrometro nelle vicinanze. E vedete quanto è rapida, questa la scala è dal 4 novembre all'11 novembre, quindi il giorno dal 4 al 5 è questo primo riquadro qua. Comunque vedete quanto sia rapido l'incremento del livello idrometrico a fronte della precipitazione. La mappa che abbiamo visto, come è stata ottenuta? Ci sono due fonti principali di dati dalle quali viene ottenuta, che sono i pluviometri a vaschetta basculante, che sono come dire, il classico strumento per misurare l'intensità di pioggia. La vaschetta basculante, ve lo immaginate, diciamo, quando è vuota, è inclinata in un certo modo, poi si comincia a riempire se piove. Questo qui è un imbuto, semplicemente un imbuto, si inclina, a un certo punto si svuota e comincia a inclinarsi dall'altra parte. Il numero di oscillazioni nell'unità di tempo è proporzionale all'intensità di pioggia. Capite bene che il campionamento spaziale di questo oggetto è, diciamo, relativo alla posizione in cui è. Non so cosa succede a 1 metro di distanza o a 10 metri di distanza o anche a 100 metri di distanza, tanto meno. Questa è la mappa delle stazioni pluviometriche dell'ARPAL. Non so se si vedono i puntini, però sono circa 200. Le distanze tra l'uno e l'altro sono decine di chilometri mediamente. Quindi capite che il campionamento spaziale è estremamente scarso. Questi sono, è lo zoom nella zona di Genova, ce n'è un po' di più, la densità è un pochino più alta, però anche qui tra l'uno e l'altro ci sono chilometri e chilometri di distanza. Quello che succede tra l'uno e l'altro, il pluviometro, la rete pluviometrica non lo sa. L'altro strumento classico
di rilevamento delle precipitazioni è il radar meteorologico. Ah, ecco, non ho detto che un pluviometro professionale costa qualche migliaio di euro, 2000 euro, 1000-2000 euro, insomma, una cosa del genere. Un radar meteorologico costa parecchi milioni perché ha bisogno di un'installazione dedicata, è un apparato costoso. Diciamo che il suo principio di funzionamento deriva appunto dalla interazione tra le onde elettromagnetiche e le idrometeore, quindi cioè in particolare la pioggia. Un radar, sapete come funziona, emette un impulso ad alta frequenza, si usa tipicamente la banda dei 5 GHz. Quando l'impulso radar incontra diciamo, una zona di atmosfera dove c'è precipitazione, avviene un fenomeno chiamato dispersione, scattering del raggio radar, e parte viene retroflessa, c'è uno scatter, un backscattering, cioè una diffusione all'indietro. Il radar, posto questa volta in ricezione, riesce a capire diciamo dalla intensità dell'impulso riflesso quanta era la pioggia. Quindi fa, come avete visto, il radar è all'interno di questa sfera che è un radome, cioè una sfera protettiva, però un'antenna che ruota. Questa antenna qui ruota, assumendo anche diverse elevazioni rispetto all'orizzonte per scandagliare l'atmosfera, diciamo, nella sua altezza, e quindi capite che per fare un giro completo ci mette il radar del Monte Sette Pani 10 minuti. Quindi anche qui abbiamo, non ho detto, scusatemi, che i pluviometri possono avere una diciamo, definizione temporale 5-10 minuti, anche di più, però insomma si può arrivare a 5-10 minuti. Il radar anche, diciamo, il sistema radar del nord-ovest si basa su 2 radar condivisi tra la regione Piemonte e la regione Liguria, quello ligure è sul Monte Sette Pani in provincia di Savona, quello piemontese è sul Bric della Croce presso Torino. Si vedono, mi sembra, i cerchi ipotetici di copertura, però bisogna stare attenti che ovviamente un fascio radar viene diciamo, interrotto se incontra una montagna, per cui in realtà la copertura radar vera e propria è questa. I colori corrispondono a diverse quote. La quota più esterna è quella dei 5.000 metri. In quella zona, al di sotto di questa quota di 5.000 metri, il radar non vede nulla perché la sua vista è occlusa dal profilo orografico. La rete radar italiana è così fatta, ci sono una ventina di stazioni. Questa qui è, diciamo, recuperata da un documento della Protezione Civile dove si vedono, per esempio, 4 radar che non funzionano, quelli con i pallini rossi. Un radar ovviamente è un apparato solo, può essere in manutenzione, può essere guasto, diciamo c'è una probabilità finita che ciò accada, per cui non tutti funzionano. Per esempio il radar del Sette Pani quel giorno non era in funzione. Il problema è quindi come ottenere più dati. Ecco, non ho detto che ovviamente torno indietro un attimo qua. Questo è un problema, diciamo, della quota, però il raggio, diciamo, il percorso dei 360 gradi permette una definizione a, per esempio, 100 km di distanza. Possiamo fare il conto di quanto sia seno di un grado con un raggio di 100 km, anche lì la definizione è di diversi chilometri.
di nuovo, incompatibile con le necessità di mappatura su un territorio così impervio come il nostro. Come ottenere più dati? Allora, ecco, qui c'è il punto fondamentale, l'idea che ci è venuta a valle di quella conversazione, i primi esperimenti, un brevetto, lo sviluppo del progetto che abbiamo chiamato Smart Rainfall System, diciamo con questo logo che ritroveremo sulle diapositive, e infine la creazione di questa spin-off che si chiama Artis e che ha portato sul mercato questa idea, questo prodotto. Adesso vediamo un po', la storia ve la faccio raccontare, se ci riesco, da un filmato. Vediamo un po' se parte. Prima abbiamo provato diverse volte. Mi sembra di no? Ah, non ci siamo. Sì? Sono 4 minuti di filmato che vi racconta la storia. Passiamo di là. Piove, divano e televisione. Niente di meglio. Ma sul più bello, l'ultimo contropiede, il rigore, la tensione che sale, la pioggia fa saltare il segnale. Ma è successo? A noi sì. E la nostra storia è iniziata proprio così. Pioggia, divano e televisione. Soprattutto pioggia. Era il Piove, divano e televisione. Niente di meglio. Ma sul più bello, l'ultimo contropiede, il rigore, la tensione che sale, la pioggia fa saltare il segnale. Ma è successo? A noi sì. E la nostra storia è iniziata proprio così. Pioggia, divano e televisione. Soprattutto pioggia. Era il 2011 e Genova, la nostra città, fu messa in ginocchio da una tremenda alluvione. Ma questa storia non riguarda solo noi e Genova, è una storia comune a tutto il mondo. America, Africa, Europa, Asia, Australia, i dati dimostrano che gli eventi alluvionali sono in aumento e sempre più realtà e persone ne sono direttamente coinvolte. Come in ogni storia, anche in questa abbiamo un nemico, il nubifragio, o come ormai è comunemente chiamato, la bomba d'acqua. Un fenomeno temporalesco capace di scaricare in pochissimo tempo un'enorme quantità d'acqua su un'area molto ristretta, con conseguenze spesso devastanti. Tempo e spazio diventano cruciali per fronteggiare l'emergenza e contenere danni e perdite. Questo nemico deve essere monitorato in continuo per sapere in ogni istante dove è localizzato e quanto è intenso. Tuttavia, per farlo non è sufficiente la strumentazione fino ad oggi utilizzata, pluviometri e radar. I pluviometri misurano la quantità di pioggia che raccolgono, offrono dati molto precisi, ma solo relativi al punto in cui vengono posizionati. Sono molto rari e quindi non sempre riescono a rilevare le bombe d'acqua che possono scaricarsi nelle zone non coperte. I radar meteo, tramite una scansione a 360 gradi, rilevano la massa d'acqua in tempi lunghi e a bassa risoluzione. Non riescono quindi a fronteggiare fenomeni così rapidi e localizzati. C'è bisogno di un nuovo strumento in grado di quantificare e localizzare la pioggia caduta o ancora meglio quella che sta cadendo. Noi di Artis abbiamo la soluzione. Smart Rainfall System. Analizzando il segnale televisivo ricevuto da una rete di parabole satellitari, Smart Rainfall System riesce a quantificare e localizzare la pioggia in tempo reale. Ma quali parabole usa Smart Rainfall System? Proprio quelle che si trovano sui tetti delle nostre case. Un sistema in grado di fornire mappe pluviometriche interattive, ad alta definizione e aggiornate in tempo reale, consultabili attraverso una pagina web intuitiva e di facile utilizzo. Grazie a queste caratteristiche, le mappe SRS offrono un valido supporto alla valutazione dei rischi indotti dalle piogge e consentono di fronteggiare in maniera ottimale gli eventi piovosi estremi ed improvvisi, permettendo una più efficiente gestione delle emergenze e delle risorse da impiegare.
Smart Rainfall System garantisce prestazioni superiori rispetto ai sistemi tradizionali e costi inferiori. Per questo è già stato scelto ed utilizzato da enti pubblici e privati. Già oggi sono molti i settori che possono avvantaggiarsene, anche integrandosi tra loro: agricolo, industriale, mobilità, logistica aeroportuale, assicurativo, oltre a quello della sicurezza nei luoghi di lavoro e molti altri. La Smart City è lo scenario perfetto per il futuro di Smart Rainfall System, uno strumento altamente innovativo che sfrutta il paradigma dell'Internet of Things per migliorare la gestione dei territori e soprattutto per prendere le decisioni migliori in caso di emergenze. Decisioni che possono aiutare i territori a rialzarsi rapidamente, le attività economiche a limitare i danni, le persone a sentirsi più sicure. Smart Rainfall System. Noi facciamo i conti con la pioggia. Voi fate ciò che conta. Mi perdonerete se l'ho usato, è pubblicità, però mi sembrava carino, me lo sono fatto prestare allora. Ecco, adesso il mio compito comincia qua, in realtà vi spiego come funziona, diciamo in maniera, spero abbastanza semplice. Ho inserito anche cose un pochino complicate su cui andrò veloce, però se qualcuno ha delle domande, ben volentieri posso utilizzarle per funzionare. Però c'è il mouse. Ok. No, ma per far vedere il mouse a loro. Allora devo fare la condivisione io. D'accordo. Allora cambio. Dunque, allora vediamo un pochino. Devo ritornare lì, qua? No? Questo? Esatto. E condividi quello lì. Questo qua? Sì. Cioè, no, anzi, condividi Questo? esatto. Share. E poi con alt shift. Alt. Questo, alt tab. Prendo questo. Esatto. Ok. Dunque, però devo fare lo share. Ecco, ci siamo? No. Ci siamo? Sì. No? Sì? Ok. Ok. Allora, vi racconto come è fatto questo Smart Rainfall System. Il segnale arriva dal satellite, adesso ne riparlerò. Attraversa il corpo nuvoloso dove c'è diciamo, la precipitazione, arriva sull'antenna, viene misurato in qualche modo dal nostro, diciamo, dalla nostra elettronica, vengono fatti i conti necessari per ottenere il dato di pioggia, questa viene condivisa in cloud e viene generata la mappa di pioggia in maniera semplice. È possibile continuare a vedere la televisione con l'abituale decoder TV, diciamo, che abbiamo in casa. Allora, questa è una rappresentazione schematica di quali sono i satelliti di cui stiamo parlando, perché di famiglie di satelliti ce ne sono tantissime. Questi sono satelliti in orbita geostazionaria, 36.000 km sull'equatore, e sono raccolti in costellazioni, ce ne sono centinaia, per cui praticamente tutta la superficie terrestre utile è coperta grosso modo da fasci satellitari di questo tipo che trasmettono appunto tipicamente la televisione. Questo è un esempio di un satellite che conosciamo bene, Hotbird 13 gradi est, su cui per esempio viaggia Sky e altre diciamo stazioni.
Qui è rappresentato con questa linea verde il tratto ideale che congiunge un'ipotetica antenna a Genova col satellite. Le superfici a diversa intensità di rosso o di rosa corrispondono a diverse potenze. Quindi quello lì è il cosiddetto footprint dell'antenna corrispondente al centro Europa, che diciamo è a bordo del satellite. Questo è un dettaglio, per esempio, questa qui è la zona di Sori. Cosa succede? Mettendo un'antenna in questo punto, per esempio sul crinale, la direzione secondo cui viene visto il satellite è questa. Questo qui in realtà è un altro satellite Astra 19.2 Est, ma diciamo poco cambia. Quello che succede è che il segnale viene attenuato dalla pioggia, come dicevamo, cioè c'è questo fenomeno dello scattering, parte viene riflessa verso la sorgente, parte viene diffusa, parte invece attraversa comunque il corpo piovoso. E per cui quello che succede è che rispetto alle condizioni di cielo sereno, la intensità del segnale ricevuto diminuisce. Se diminuisce tanto, non riusciamo neppure più a decodificarlo e non si vede più la televisione come vedevamo all'inizio del filmato. L'attenuazione viene diciamo prodotta da tutto quello che viene incontrato durante il cammino di questo diciamo di queste onde elettromagnetiche, e quindi se vogliamo possiamo pensare a questa attenuazione come l'integrale dell'attenuazione, cioè la somma di tutto quello che succede nel frattempo. Per cui la zona di indagine non è un punto solo, ma è una linea. Se scegliamo bene queste linee, quindi interrogando anche diversi satelliti, è possibile avere una informazione molto specifica, per esempio su un bacino. Allora, possiamo andare avanti un pochino, diciamo, uno può ovviamente mettere più antenne, in ciascun sito rivolgere antenne a satelliti diversi. Qui, per esempio, riconosco anche un Ispasat 30 Ovest, un Eutelsat 9 Est, se non vado errato, e altri. Uno può progettare la rete in funzione dell'orografia per cercare la migliore copertura. Il blocchetto, diciamo, questo qui è il nostro, come lo chiamiamo confidenzialmente, scatolotto, che viene connesso da una parte all'antenna, dall'altra al decoder e poi, diciamo, manda in rete i dati corrispondenti. Adesso entro un attimo nello specifico di come è costruito tutto questo sistema. Allora, si parte dall'antenna. Allora, l'antenna in realtà non è la parabola quella che si vede. La parabola è semplicemente un riflettore che concentra diciamo, le onde che provengono dal satellite su questo oggettino che si chiama LNB, lo noise block. Vedete che qua c'è un connettore. A questo connettore bisogna collegare il cavo che poi porta il segnale sull'elettronica di misura. Vediamo un attimo così. Ecco, questo è lo schema elettrico. Ovviamente non vado, scusate, lo schema blocchi di questo oggetto. Di qua c'è la connessione del cavo. Questo rappresenta diciamo, questa guida d'onda con due antenne. Vedete, non so se si riesce a vedere, però ci sono due trattini con su scritto V e H, che stanno per polarizzazione verticale e polarizzazione orizzontale. Perché a seconda della polarizzazione io posso far passare, posso diciamo trasmetterle e riceverle in modo indipendente e quindi raddoppiare la capacità di trasmissione, il numero di canali, il numero di stazioni che posso vedere a parità di frequenza. C'è un'altra variante, infatti vedete che ci sono due interruttori. In realtà la banda
non l'ho detto, scusatemi, in cui lavoriamo è la cosiddetta banda KU, cioè grosso modo tra 10 e 12 GHz, che è divisa in due sottobande, banda bassa e banda alta, per cui la composizione totale è di 4 bande, verticale bassa, verticale alta, orizzontale bassa, orizzontale alta. E possiamo fare misure ovviamente in ciascuna di esse a seconda del satellite, diciamo, nel modo più opportuno. Dove sono le antenne? Allora, questo qui è un ingrandimento, dopo aver tolto il coperchio, il radome dell'LNB, si vede poco e quindi ve lo ingrandisco. Le antenne in realtà sono questi, diciamo, cilindretti metallici di lunghezza di circa 7 mm che sono all'interno dell'NB. Queste sono le vere antenne. Quella che noi vediamo abitualmente, che chiamiamo antenna, è la parabola, come vi dicevo, che è un riflettore. Questo è lo schema elettrico, non vado nel dettaglio, vi faccio solo vedere che collegando l'antenna possiamo poi di qua collegare il decoder. Ecco, questo, diciamo, accenno solo, è un accoppiatore direzionale che fa sì che io possa da una parte trasmettere il segnale con i programmi verso il decoder e quindi vedere la televisione, e dall'altra ne preleva una parte per poter fare le nostre misure. Poi abbiamo un amplificatore, un filtro. Questo in verde è il punto fondamentale, cioè il misuratore di potenza ricevuta, e poi l'alimentazione e così via. Questa è la corrispondente scheda elettrica, l'accoppiatore direzionale questo qui in rosso, e invece il circuitino dove c'è il rilevatore di potenza è questa, diciamo, questa zona verde. Questa, come vedete, in qualche modo è lineare, adesso non entro nel dettaglio, è la tensione di uscita in funzione della potenza d'ingresso. Quindi noi lavoriamo grosso modo in questa zona qua, e adesso vi faccio vedere dei dati reali. Questo è il filtro, ma vado veloce anche perché mi sembra che sia molto tardi. Questo è un caso reale, mettendo l'antenna verso Bird sul nostro dipartimento. Bisogna fare un pochettino di conti. Come vi dicevo, la direzione, questa qui è una proiezione a terra del tratto che congiunge l'antenna al satellite. La sua lunghezza è determinata da due punti. Uno è ovviamente quello dell'antenna. L'altro è la intercetta di questa linea con la quota di zero termico, dove comincia la condensazione delle gocce, che ovviamente è una variabile di cui bisogna tenere conto. Quando piove succede questo. Quindi la linea azzurra è tratteggiata, è la potenza del segnale in condizioni di cielo sereno. Quando piove abbiamo una diminuzione dell'ampiezza. C'è una formula abituale, diciamo ben nota, sperimentale, che lega l'intensità di pioggia a questa attenuazione. Non entro nel dettaglio, ci sono molte varianti, ma la sostanza è questa. Questo, per esempio, è un confronto tra la lettura di un pluviometro in rosso. I dati in rosso sono gli stessi nei due riquadri. Quello di sopra, la linea verde, è la potenza del segnale ricevuto. Noi facciamo in realtà una misurazione al secondo, la media su un minuto, e il dato viene dato ogni minuto. Questo da confrontarsi con i 10 minuti o più dei pluviometri, e non ne parliamo del radar. Quindi siamo, diciamo, a questo punto abbiamo una definizione spaziale libera. Ah, ecco, non ho detto una cosa fondamentale. L'apparato, l'antenna, costa poche decine di euro. Quindi mettiamoci un po' di elettronica. Con 100 euro i costi vivi di materiale sono coperti. Ovviamente poi c'è tutta la parte di sviluppo, di ammortamento, di gestione del cloud e così via, però comunque sono costi sicuramente di ordini di grandezza inferiori a quello degli altri sistemi. Questo consente una maggiore diffusione sul territorio, posso metterne molte di più.
Questo che vi sto per far vedere è un esempio di una rete, diciamo sperimentale, come vedete non è una copertura costante, è una rete che abbiamo costruito noi, in parte appunto autofinanziata, in parte su progetti, e vi faccio vedere un quarto d'ora di pioggia. Questo qui è un quarto d'ora di pioggia, notate, sono 15 frame, adesso sono rappresentate a distanza di 1 secondo, ma nella realtà erano a distanza di 1 minuto, è ripetuto, quindi parte da sud, si muove verso nord-est e vedete che in un quarto d'ora percorre molti chilometri. Quindi il radar queste cose se le perde, i pluviometri pure, e invece così riusciamo a coglierli. Ripeto, radar e pluviometri vanno benissimo, sono sistemi complementari, quindi non li sostituiscono, ma vi faccio vedere un esempio. Per esempio, qua ci sono le cosiddette gli eventi alluvionali improvvisi, flash flood. Qui è ripetuto un po' di pubblicità e quindi vado rapido. L'idea, se ho più dati, se ho dati migliori, riesco a prendere decisioni più precise, puntuali ed efficaci. La rete si può comporre di molte antenne, vengono diciamo ci sono molti dati che devono essere utilizzati. Per esempio, un dato importantissimo è il livello di diciamo quanto è piovuto nei giorni precedenti, perché a seconda che il terreno sia secco o già imbevuto d'acqua, la risposta del bacino può essere molto differente, quindi deve essere fatta una elaborazione a posteriori molto, molto importante. Allagamenti fluviali e così via. Ecco, volevo farvi vedere questa cosa. La città metropolitana ha supportato un progetto di sperimentazione sulla Val Polcevera. Alcune antenne sono state messe in edifici comunali, scuole e così via. Questo qui è un altro filmato analogo a quello precedente, però è lo stesso filmato. Notate che qua vengono confrontati i livelli previsti di livello dell'acqua con delle soglie per cui possiamo far scattare degli allarmi, come avete visto qua. Se volete lo ripeto, faccio ripetere un attimo. Ecco, sta partendo, piove, si accumula acqua, sale, ci sono delle soglie previste. Notate adesso questa zona che diventa allertata perché diciamo la pioggia misurata col sistema ha superato quella soglia che era stata determinata a priori, per cui se piove così tanto lì ci sarà un allagamento. E infatti quello che era successo, diciamo, la soglia, la zona è diventata gialla alle 18:30. Questa qui è una foto presa da, credo, un sito, diciamo Facebook, da qualcuno che ha condiviso alle 19:03 l'allagamento del sottopasso di San Quirico, corrispondente alla soglia che era stata superata. Ci sono, diciamo, sono le 6-5, quindi vado veloce. Qui ci sono ancora quello che vi dicevo prima, a seconda che il suolo sia inizialmente secco o saturo, la situazione diciamo di pericolosità ovviamente cambia notevolmente. Faccio vedere ancora una cosa e poi ho finito. Poi diciamo sono ovviamente disponibili alle domande. È stato fatto un progetto simile nella zona dell'Empolese, quindi si è studiato diciamo, la conformazione dei bacini, si è progettata la rete che vedete qua, diciamo corrispondente a questi pallini e righe rosse, quindi sono state installate le stazioni, è stata determinata per i vari bacini la situazione e anche qua è stata fatta una cosa simile con risultati analoghi.
Questa qui è per esempio una localizzazione delle esondazioni previste, questo qui con piovosità bassa, questo qui con piovosità alta e così via. Ecco, adesso non entro nel dettaglio, non sono un ingegnere idraulico, quindi questa qui è una parte che ho diciamo ereditato dai colleghi di Artis che me l'hanno data. Le modalità operative possono essere sia su desktop sia su diciamo dispositivo cellulare. E, bene, speriamo di aver contribuito un pochino alla sicurezza del territorio. Grazie mille. Grazie. Se ci sono domande, Allora, grazie per l'interessante conferenza che ci ha fatto un po' vedere che è un aiuto in più nel caso di alluvioni, speriamo che non ne vengano più. Ci sono domande su questo argomento? Certo. Una domanda, allora, comincio con la domanda, poi ti spiego le motivazioni della domanda. Sì. Che risoluzione si può avere? Cioè io di antenne ne posso mettere ogni 50 metri e quindi avere una mappa? Sì, allora, la tratta di misura è in generale di qualche chilometro, perché dall'antenna allo zero termico, con le inclinazioni abituali, diciamo, il numero è quello. Si possono fare degli incroci e quindi si può generare una mappa elaborando in maniera un pochino sofisticata i dati che vengono ricavati, assolutamente. Diciamo che 100 metri potrebbe essere un numero così sparato un po' a caso, però si potrebbe arrivare a una cosa del genere. Ti spiego dove però sono due campi. Uno, vabbè, quello solare, che tutti ridono quando ne parlo, ma perché i campi fotovoltaici a volte sono chilometri quadrati. Certo. E se sono nel deserto, il tenutario dice sì, colui che gestisce l'impianto deve decidere se pulire i pannelli o no. Certo. Quindi se per caso una parte non è piovuto, non lo pulisce e risparmia, oppure può fare interventi molto più mirati. Certo. E l'altro è agricolo, perché sono anche trentino io. Certo. E quindi so che i miei amici parenti irrorano i meli e se piove li devono rirorare. Certo. E quindi questo sarebbe un'applicazione in entrambi i casi. Sì. Sul solare nei deserti è mortale. Immagino. Che un impianto può perdere fino al 30% per la sporcizia. Quindi sapere se piove, non piove, fare la strategia di mandare le squadre, perché poi vanno a mano in gran parte. Certo. No, è tutto qua. Sì. Interessante. No, quindi studiando l'orografia uno può mettere nei posti giusti le antenne e ricavare una mappa di precipitazione abbastanza precisa. Il momento, e quindi poi uno vede se tutto sull'impianto c'è una striscia brutta. Certo. Lo vede anche elettricamente forse, ma però tutto fatto. Tutto bagnato. Esatto, più dati ci sono, più si prendono decisioni buone in generale. C'è stata negli ultimi 20 anni un incremento dei fenomeni, voglio dire, eccezionali di tipo meteorologico, perché io leggevo un articolo che dicevano che negli Stati Uniti c'è un incremento, cioè gli Stati Uniti hanno dimostrato che negli ultimi tempi c'è un incremento degli eventi pericolosi che si svolgono in aree più ristrette con maggiore intensità. Ecco, è vero o non è vero? Non sono un meteorologo, anch'io ho sentito le stesse notizie. Come dire, il ragionamento potrebbe essere, se vogliamo, semplice, nel senso se è più caldo c'è più energia e quindi ci sono più fenomeni. Potrebbe essere vero. Diciamo che il sistema che abbiamo pensato è venuto fuori da un evento di questo tipo, però è applicabile comunque. Leggevo, andando a cercare un po' di cose, una interessantissima storia delle alluvioni a Genova che parte dal Medioevo
e ce ne sono state devastanti anche nel 1400, per cui può essere vero, possono essere più intense, più frequenti, però comunque ci sono sempre state. Sì. C'è qualche altra domanda? Ma io faccio una domanda, ma terra a terra. Allora, voi rilevate la potenza praticamente del segnale in arrivo dal satellite. Sì. E quando passa in una formazione, diciamo, pioggia, questo diminuisce. Sì. Ma ci sono altri modi per diminuire questa potenza? Cioè per cui il risultato finale, quindi che non è esattamente correlato con la pioggia, oppure no? Ma sostanzialmente no, perché le nuvole sono costituite da particelle talmente piccole che rispetto alla lunghezza d'onda di interesse, che è di circa 3 centimetri, non danno un'attenuazione significativa. Okay. Ecco, una cosa che devo dire è che ci sono altri sistemi che sono stati pensati, per esempio quello di usare, di nuovo in maniera opportunistica, i link a microonde delle reti di telefonia cellulare. Questo qui è un ambito di ricerca che è molto vivo, ha un pochino di, diciamo, di problematiche, perché questi link sono ovviamente posseduti dalle compagnie telefoniche, che non sempre desiderano dare questi dati ad altri. E poi comunque non sono impianti a basso costo e sono progettati per altri scopi e non coprono il territorio invece in questo modo possibile. Notate che, per esempio, lo dicevo, c'è il problema dell'occlusione del radar dai profili orografici. Ebbene, in una valle profonda, in fondo alla valle, noi possiamo tranquillamente mettere un'antenna, perché qualche satellite lo vediamo. Non è detto che dobbiamo vedere quello di Sky, per dire, ma ce ne sono talmente tanti che qualcuno lo possiamo. Il segnale quindi è un segnale, la potenza del segnale è costante, quindi è soltanto abitualmente costante, sì. Forse ancora una domanda sempre per terra. Prego. Ci fosse una tempesta magnetica, cose del genere? Non so rispondere. Non so rispondere. Vabbè, no, mi stavo chiedendo se il satellite continua a vivere, non lo so. Il risultato che si ottiene è sempre correlato. Non ti so rispondere. Speriamo che ce ne siano pochi. Altre domande? Nessuna. Allora, bene, grazie grazie a tutti per gli intervenuti. l'interesse. Grazie.